Presidente, intanto volevo ricordarle che il Consiglio Comunale inizia alle ore 18, perché l'ora dalle 17 alle 18 c'è stata, quindi c'è quasi 20 minuti di ritardo. Io spiegherei alla segretaria di mettere questa a verbale, che l'appello è iniziato con 17-18 minuti di ritardo. Questo secondo me diciamo, una cosa che questa maggioranza ormai è alla frutta, lo vediamo, perché aspettare che un consigliere arriva, un consigliere che non si sa se sta in maggioranza o in minoranza, che non spiega la sua posizione, e quindi questo è un grave, ma lo ripeto, per un senso di responsabilità verso la città e verso chi ha dato il voto a queste persone. Comunque, per entrare appunto all'ordine del giorno, noi come Progresso Giuliese e con il gruppo del PDL abbiamo presentato un emendamento che vada a eliminare totalmente l'addizionale, cioè lo 0,60% sulla prima fascia, non fino solo a 8.000 euro, perché io penso che veramente sono talmente pochi che oggi hanno un reddito di 8.000 euro, anzi penso quasi più nessuno, che altrimenti non so come fa a portare avanti la famiglia. Quindi sappiamo che i pensionati, i cassa integrati, ce ne sono tanti, gente in mobilità, i monoredditi, alla fine a 14 mila euro ci arrivano. Allora è questa gente che noi veramente, quelli più deboli, e che dobbiamo stare attenti. Io questo, diciamo, vabbè che questa maggioranza non si sa più di che colore è un arcobaleno più di centrosinistra, ma rivolgo a sé che dovrebbe difendere, così come lo dicono i lavoratori più deboli, però poi solo a chiacchiere, ma nei fatti questo non succede, perché io penso che fino a 15.000 euro è una cosa veramente, perché 15.000 euro è la cifra di 100 euro l'anno, che lo 0,60 per chi arriva a 15.000 euro, ma 100 euro per un pensionato è tanto, perché li vediamo oggi in tanti centri commerciali, purtroppo vanno non a rubare, perché così è un termine molto brutto, ma vanno lì perché non riescono veramente a comprarsi neanche una fettina o una bistecca. Quindi allora io a questo che vorrei portare l'attenzione a questi consiglieri, anche all'Italia dei Valori, che poi diciamo, esprime sempre posizioni che sta attento al bene comune, alla gente, ma in realtà poi nei momenti in cui bisogna fare dei passi concreti questo non avviene. Quindi noi, ripeto, insieme agli amici del gruppo del PDL, che poi spiegheranno anche loro i loro motivi, presentiamo questo emendamento, che noi eravamo contrari addirittura all'aumento dell'addizionale dallo 0,6 allo 0,8, perché in questa città non si è voluto fare la scelta di andare a mettere la tassa di soggiorno. Andiamo a tassare i poveri cittadini, perché anche fino a 20.000 euro, il secondo scaglione dal 15 a 23.000 euro è uno scaglione anche lì dove chi ha una famiglia, chi ha i figli che deve arrivare alla fine del mese è molto duro, chi ha dei figli che va a scuola, e quindi noi eravamo per una tassa di soggiorno, ma purtroppo vediamo che questa maggioranza fa orecchie da mercante, o molto probabilmente perché è retta da chi ha degli interessi affinché questa tassa non venga messa. Che non è che dice, ma l'addizionale IRPEF l'ha messo anche il comune di Teramo, ma il comune di Teramo non può mettere la tassa di soggiorno perché non ha un turismo come ce l'abbiamo noi. Oppure
non l'ha messo il comune di Albadriatico di Tortoreto, ma il comune di Albadriatico di Tortoreto non ha il bilancio che abbiamo noi. Noi al primo punto questa sera avete visto, quello era il rendiconto del 2009, dove la Corte dei Conti ci invita, ci ha detto in uno dei punti del questionario, che noi non abbiamo risposto in tempo debito e quindi è arrivata una nuova circolare dove diceva l'amministrazione: ragazzi, o rispondete o entro un mese noi veniamo lì e veniamo a prendere il bilancio. Quindi ecco perché questa urgenza di portare questo questionario. E ci ricordava che l'equilibrio di bilancio è peggiorato, ma stiamo parlando del rendiconto del 2009. Io mi auguro quello che succederà nel 2010 e ancora di più nel 2011, che mi sembra che nel 2010, se non vado errato, ci sono anche dei debiti fuori bilancio che ancora dovremmo riconoscere. E quindi è un fatto molto, molto grave. Ecco perché dicevo che la tassa di soggiorno non è che dobbiamo aspettare cosa fa Martinsicuro, cosa fa Alba Adriatica e cosa fa. Loro hanno dei bilanci, può darsi, diversi dai nostri, non sono uguali al nostro, perché adesso vedremo che andremo a redigere il bilancio del 2012. Comunque, ripeto, noi chiediamo questo almeno questa esenzione totale per il primo scaglione, da 0 a 15.000 euro. Grazie. Grazie consigliere.